Oh, buongiorno a tutti. Perché non mi vedete oggi in video? Perché oggi vi voglio far vedere qualcosa di veramente particolare, di veramente leggendario. Non posso farvelo vedere se non lo inquadro da vicino, perché sono dei particolari davvero complessi da vedere. Vi parlo della famosa maglia con le svastiche della Fiorentina. Parliamo della stagione 92-93, che certamente già per la Fiorentina è stata drammatica per l'incredibile retrocessione. Insomma, nell'estate del 92 vengono presentate le maglie, che sono all'epoca per fortuna ancora soltanto due, la prima viola e la seconda bianca con dei contorni viola, delle geometrie viola sulle spalle e sulla parte superiore del petto. Geometrie che per puro caso formavano delle svastiche. Adesso voi direte: ma come? Fanno la maglia con le svastiche? Allora, in realtà non se ne accorge nessuno fino a novembre. Poi a novembre la Fiorentina gioca 2 partite consecutive in trasferta, una a Brescia, che è questa qui che vedete, che ora vi faccio vedere meglio, e una a Napoli, e iniziano ad uscire degli articoli, in particolare sul Corriere della Sera e sull'Unità, che iniziano a parlare di queste svastiche presenti sulla maglia della Fiorentina. E effettivamente, se noi andiamo a notare, ora vi faccio vedere bene, guardate qui per esempio Effenberg, guardate, vedete la parte viola, vedete dove c'è proprio il marchio della Lotto, vedete a sinistra del marchio della Lotto c'è proprio una svastica, lo vedete? Sia a sinistra che a destra. In realtà ovviamente non era quello l'intento, erano credo delle frecce. Vedete che c'è una parte che non è proprio viola viola, vedete, anche i calzoncini sono più scuri di quella parte, di quello sfondo lì è un viola più chiaro, e a vederla così, se io ve la metto lontano non si vede, ma se ci fate caso, vedete? Sembra davvero una svastica, in realtà è una svastica, ma non. Quella è la partita di Brescia. Vi faccio vedere anche la partita di Napoli, eccola, e vedete anche qui come si noti davvero sulla maglia, sulla manica, vedete? Insomma, che cosa succede? Esce fuori una polemica, chiaramente la Fiorentina si dissocia immediatamente, la Lotto deve discolparsi in qualche modo, dice che sono stati i programmi del computer che hanno assemblato automaticamente i disegni e che non c'era nessuna volontà di creare delle svastiche. La Fiorentina parla di casualità a scanso di equivoci che comunque di comune accordo. Sia la Lotto che la Fiorentina decidono di mettere da parte quella divisa e creare una nuova maglia bianca per i viola, che sarà tutta bianca, completamente bianca, con soltanto i bordi del colletto in viola. A Firenze le posizioni si divisero fra chi era indignato e chi non ci aveva neanche fatto caso. Ad ogni modo, tutti cominciarono a capire ben presto che in quella stagione i problemi della Fiorentina erano ben altri e riguardavano soprattutto la posizione di classifica della squadra, che finì alla fine del campionato in Serie B. E vi faccio vedere quella che poi diventò a tutti gli effetti la seconda maglia della Fiorentina nella stagione 92-93. Ecco la partita di Foggia, la prima in cui verrà indossata, vedete, bordi delle maniche e del colletto viola, sparisce tutto il resto, maglia completamente bianca, la vedete anche qui dal retro. Insomma, una storia veramente incredibile, che fece parlare per un po' l'Italia e i tifosi della Fiorentina. Ci mancava la maglia con le svastiche, veramente, ma resta ancora oggi storica, leggendaria e mitologica. Ci vediamo domani, ciao!